Siamo con Salvatore Marchese dell'Associazione Nazionale Partigiani di Venezia, che ha aderito alla manifestazione odierna che sta raggiungendo Chioggia. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad aderire? Cosa ti aspetti anche da questa giornata? L'ANPI non poteva non essere presente e spera che la cittadinanza tutta sia sempre più sensibile alla problematica dell'immigrazione, visto che è anche un rischio sociale che si prepara per il futuro. Non crediamo assolutamente che le soluzioni siano quelle offerte da una legge Minniti, crediamo che anzi alcune leggi del passato debbano essere abolite se non cambiate, che crediamo in un altro tipo di accoglienza diffusa, umana, rispettosa dei valori della Costituzione italiana, e ricordiamo che è un dovere del nostro paese quello di accogliere e sappiamo tutti ormai quali sono gli effetti purtroppo della legge Minniti. Vediamo che questo paese non sta gestendo nella maniera ideale il problema dell'immigrazione e sta lasciando la cittadinanza pensare cose che ormai possiamo chiamare razzismo. Siamo profondamente preoccupati, quindi è nostro dovere essere presenti ovunque si sensibilizzi la cittadinanza e si porti la cittadinanza a pensare in un altro modo. Grazie Salvatore, buona manifestazione.